in attesa del concerto live di Valerio Scanu in piazza Umberto I alla Maddalena. La maddalenatv.it coglie qualche attimo delle emozioni delle fans di Valerio Scanu. Com'è, Durki? Adesso benissimo, perché ci siamo fatti la doccia, è bellissimo. Salve a tutti innanzitutto. Tu da dove vieni? Io vengo da Belgrado e ho avuto finalmente l'occasione di venire, sento Valerio dal vivo, però con tutte queste ragazze che sono fantastiche, che mi fanno proprio da contorno, sono fantastiche. Da oggi dalle 5 siamo qui, di stamattina. Allora c'è una maglietta che riproduce Valerio? Sì, questa è la maglietta dell'invincibile Armata Scanu. E questo è l'inno? Sì! Abbiamo più inni, però uno di questi è il capitano, ovviamente. Allora Durki, tu sei la fondatrice del gruppo che poi è su internet, dell'invincibile Armata Scanu. Sì, questo gruppo è nato all'interno del forum di Valerio, del forum ufficiale di Valerio, è diventato molto... è iniziato tutto per gioco, però è diventata una cosa seria e siamo fan proprio, come vedete, spietate. Quante siete? Siamo qui adesso? Sì. No, in tutto, nel vostro forum. In tutto siamo sicuramente attive 2000, sicuramente. Dobbiamo dire che non esiste solo il vostro gruppo, ci sono tanti altri gruppi, li vogliamo nominare tutti? È ovvio, no? Ci sono tantissime fan di Valerio, tra queste salutiamo tantissimo le zie, la Iori Semo che è gemellata con noi e siamo orgogliosi di avere loro come gemellati, ci hanno aiutati anche, abbiamo preparato qualcosa stasera, si vedrà che cosa, perché Valerio non lo deve sapere, deve essere una sorpresa assolutamente. Sentite le ragazze. Senti, com'è nata l'idea di creare questo forum? Allora l'idea è nata per caso, una sera prima che Valerio entrasse al serale io ho messo un annuncio per votarlo per la classifica settimanale e tra questi annunci c'era uno in cui io chiamavo le fan Armata Scanu e il giorno dopo è nato il gruppo e poi è andato così come è andata. State andando molto bene, tra l'altro sappiamo che siete cliccatissimi e dobbiamo dire che questo per voi è più di un impegno perché ognuna di voi lavora. Sì, però è prima di tutto un piacere, tantissime di noi lavorano, studiano, poi quando vengono a casa passiamo tantissime ore, a volte anche alle 3-4 di notte andiamo a letto, però è un piacere perché Valerio lo merita, è un talento, io non ho sentito da anni un talento come lui, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, almeno a mio parere. Buon divertimento. Grazie. Renata viene da Milano, è una professoressa di scienze ed è una fan di Valerio. Certo. Ai tuoi alunni parli di Valerio? Ai miei alunni parlo di Valerio. Io vorrei avere un alunno come Valerio, davvero, perché ha dimostrato di essere un ragazzo eccezionale, oltre che un cantante eccezionale, ma proprio un ragazzo eccezionale, perché anche quando è stato, diciamo, un po' tra virgolette attaccato sul fatto di essere un talento e che è inequivocabile, lui ha reagito, mi ha stupito veramente, perché ci lamentiamo sempre che i ragazzi non hanno un obiettivo, non sono educati, a volte chiediamo loro un'umiltà stupida perché non si può essere umili, bisogna essere coscienti delle proprie risorse, dei propri mezzi e lottare per questi. Noi dobbiamo cercare di inculcare questo nei ragazzi, altrimenti avremo sempre dei ragazzi che non raggiungono le mete. Ecco. Io questo sono contenta di dirlo perché è il motivo, oltre che per il talento, per cui ho scelto di seguire Valerio Scanu. Renata, tu hai marito e figli? Io ho marito e figli, anche mio marito comunque è stato coinvolto perché comunque riconosce sicuramente il talento di Valerio, noi lo vogliamo sostenere, lo vogliamo portare in alto, anche i miei figli sono assolutamente fans e noi facciamo parte dell'Invincibile Armata perché siamo proprio una famiglia per Scanu e solo per lui. E che si sappia. E che si sappia questo, solo per Valerio Scanu e per il suo successo, nient'altro. E lo diciamo col cuore questo, sicuramente. Grazie, a nome di Valerio. Grazie. Il fenomeno Valerio Scanu è ormai internazionale, addirittura dalla Cina. Federica? Sì. Quanti anni hai? 14. Senti, ma tu addirittura dalla Cina hai preso i mezzi di trasporto per raggiungere la Maddalena? Siamo arrivati a Milano, abbiamo preso l'aereo per Cagliari e poi siamo venuti qua alla Maddalena. Com'è nata questa passione? La prima volta che ho visto Valerio in TV.
Grandi emozioni quindi. Tantissimo. Cosa ti aspetti da questo concerto? Mi aspetto Valerio come sempre, bellissimo, bravissimo e stupendo. Tu studi? Sì, sì. Che studi fai? Devo andare allo scientifico. Complimenti per la parlata italiana. Grazie. Senti, e conosci il gruppo di Ayogi Semo? Abbastanza. Senti, una cinese che parla in maddalenino, vogliamo provarci? Ayogi Semo? Yogi Semu. Perfetto. La zia Lella viene da Taranto, complimenti, un bel viaggio. Sì, la nostra passione di mia e delle altre zie pugliesi è davvero tanta, per cui io come rappresentante insieme a mio marito siamo venuti qua per ascoltare il grande Valerio. Tu sei rappresentante delle irriducibili ziette o zie di Valerio. Zie di Valerio, sì, un blog creato dalla mitica zia Irene, che è la nostra boss, come la chiamiamo noi. Siamo zie non giovanissime, che però amiamo in una maniera grandissima Valerio, la sua voce e il suo grande talento. Senti, nessuno vuole speculare su nulla, però io vorrei, perché so la vostra sensibilità, ricordare in questo preciso momento, visto che tu hai un fiore in mano, una ragazza che era una delle vostre, una fan di Valerio. Parlo di Alessia Guccini, che a 16 anni è volata in cielo. So che voi siete state molto vicine ai genitori, ai parenti della ragazza che non c'è più, e quindi questa sera magari il concerto sarebbe bello dedicarlo a lei. Certamente, anzi sarà un motivo in più per essere tutti quanti insieme vicini a Valerio, per ricordare questa ragazza purtroppo mancata troppo prematuramente, ma che anche lei ha amato Valerio molto, anzi credo che questo sia stato per lei anche motivo di gioia per quel poco che abbia potuto gioire visto la sua situazione. Un saluto ad Alessia. Alessia, ovunque tu sei, noi ti pensiamo, sei stata grande. Grazie. Grazie a voi. Rosalba Satta, Ayogi Semo, e veramente ci siamo per questo grande concerto, il primo live. Sì, siamo tutti qua, un po' con il nostro fan club, ma anche con l'Armata Ascanu e le zie che sono qua, le irriducibili zie. Siamo pronti per aspettare Valerio. Qua l'emozione è a 1000. Il bello dei vostri gruppi, questi gruppi di aggregazione delle fan di Valerio, è proprio questa condivisione di un sentimento comune. Assolutamente sì, siamo tutti riuniti anche col caldo qua. Abbiamo fatto grandi amicizie un po' da tutta Italia, tutte per Valerio Scanu. Qualcuno vi definisce un po' folli, un po' esagerate, insomma vogliamo anche rispondere a questo. No, folli no, oddio, non si sa. Diciamo che è un grande amore e una grande passione, quindi non è follia, è solo amore, diciamo. Per questa manifestazione, per il concerto di stasera, ci sono tante persone da ringraziare. Tantissime, e iniziamo con le fans, ma non solo queste. Ringraziamo il comitato di Santa Maria Maddalena del 59 che ci sta aiutando, il comune di La Maddalena, ma poi un po' tutte le persone anche più semplici che ci hanno dato una mano con l'acqua, con piccole cose, ma che sono di grande aiuto. Luca Jurman, una sorpresa, una chicca. Bellissimo, stiamo aspettando Jurman qua, che oltre a essere l'insegnante di Amici è un grande cantante, nonché direttore artistico e musicale di concerti internazionali, per cui parliamo di Cristina Aguilera, Laura Pausini, i Grammy che ha preso, il Latin Grammy che ha preso, per cui è un evento nazionale. Complimenti Rosalba per il vostro impegno. Grazie a voi, complimenti anche a voi. Salve, da dove vieni? Da Cagliari. Il tuo nome? Daniela. Senti Daniela, allora, i vari gruppi di Tonino, di Valerio e della mamma Sonia si suddividono. Tu sei una scanona. Io sono scanona dell'Armata Ascanu perché siamo over 35, si vede infatti. Siamo molte, numerose nell'armata e ci divertiamo da morire. Praticamente siamo sull'orlo del divorzio con i nostri mariti perché ormai siamo pazze completamente. Senti, siete pazze tra virgolette perché comunque parlavamo ieri anche con altre del gruppo tipo Francesca. C'è un momento di condivisione che va oltre l'ascoltare Valerio, un momento di amicizia, vi siete conosciute in tante via web e adesso personalmente. Lo stesso è sarda, però sta a Milano e ci siamo conosciute tramite l'Armata e così tante altre, abbiamo formato un gruppo veramente unito, noi scanone o anche le scanine, però siamo unitissime, ci divertiamo un sacco in tag. E naturalmente siete tutte amiche di www.lamaddalenatv.it. Certo, sempre. Tutte nei fans club. No, scusa. No, basta. Grazie, buon divertimento per stasera. Grazie a voi.